Allora, siamo di nuovo in onda, Presidente Artelio. Ah, che bel fondale ha cambiato il Presidente Moretto, cioè, cambia continuamente location. Presidente Artelio chiede il suo intervento. Locali da ballo, equo ristoro, come va la situazione? Allora, vi dico due situazioni che dopo passo, come vi diceva lei, le discoteche. Intanto anche per la parte dei bar e della ristorazione dovremmo avere, come diceva prima anche il Presidente, come in Germania, dove hanno avuto sui conti correnti il 75% su base anno di quello che hanno perso nei volumi d'affari, e non prendere a campione dei mesi che non possono essere veritieri, perché possono avere delle situazioni non chiare, perché c'è chi apre prima, chi apre dopo. Quindi per avere una situazione più chiara dovremmo avere questo. Secondo, non devono più farci indebitare con aiuti, anche se con situazioni di garanzia dello Stato, ma che sempre noi dovremo pagare. Noi dovremo avere anche per l'anno prossimo, per riprenderci, quindi da parte dei comuni, dal governo, tutta la situazione dei plateatici gratuiti per riuscire a riprenderci da quella stagione 2020 catastrofica. Dobbiamo avere, secondo me, la sospensione completa dalla parte della tassazione, perché non possiamo permettere di pagare tasse quando non si lavora. È anticostituzionale dover pagare delle tasse quando io non ho incassato niente, e quindi continuo a fare debiti su debiti, e quindi vado a portare ancora di più la mia azienda in una situazione veramente deficitaria. Seconda situazione, come dicevamo anche prima, che diceva della Tari, in certi comuni hanno fatto il 20% di sconto solamente sulla parte variabile, quindi che incide, come diceva prima, una percentuale bassissima. Ma noi siamo aziende che non hanno fatto veramente lavorato, quindi non hanno creato situazione di rifiuti, non abbiamo fatto niente, e anche questo ci sembra una cosa ingiusta. Seconda situazione anche sull'IMU, ci sono dei proprietari che senza poter lavorare perché avevamo chiuso, come diceva prima, le discoteche, e dover pagare l'IMU su tutto il fabbricato, pur avendo noi ovviamente, come diceva lei, le discoteche che hanno dei fabbricati importanti di grosse dimensioni, quindi con delle cifre sia di IMU che di Tasi importanti. Tornando a quello che diceva della discoteca, per finire, la discoteca è stata il primo a febbraio a non aprire e sarà l'ultima che riaprirà, con degli aiuti, chiamiamoli, che sono ridicoli. Noi dobbiamo cercare di mantenere in Italia quello che noi abbiamo di importante. Noi siamo, specialmente come parliamo del Veneto, siamo la prima destinazione turistica, e lei, come mi piace far ricordare a tutti, l'enogastronomia è la prima scelta che hanno i turisti per scegliere una destinazione, cioè è la prima cosa che guardano. E la terza situazione che scelgono per scegliere la destinazione è l'intrattenimento. Quindi non vorrei che per una destinazione così importante come il Veneto, in una situazione molto brutta come questa, andassimo a perdere quello che è la forza della gastronomia, di tutto quello che è il socialità della ristorazione e dei bar dalla mattina, che se hai il primo sorriso lo fai col primo cappuccino, e partire anche con l'intrattenimento serale, che ovviamente è quello che ci invidiavano un po' tutti, e quindi che dava una spinta notevole a tutta la destinazione turistica del Veneto. È arrivato un messaggio di provocazione, di domanda, non lo so, da parte di un operatore del settore che dice: scusate, ma sciopero fiscale no? Cosa risponde? Guardi, io so che in qualche altra destinazione questo l'hanno fatto. Ho visto la Toscana, dove ovviamente si sono uniti delle situazioni di commercianti che hanno detto: non è tanto uno sciopero fiscale, detto, come dicevo io prima, se non guadagno come faccio a pagarti le tasse? Questo non è, non la vedo io come uno sciopero fiscale, dovrebbe essere un atto dovuto, che se noi non guadagniamo e non ci danno degli aiuti, come facciamo a pagare le tasse? Dovrebbe essere in automatico, che ce le cancellino, senza dover essere noi a fare uno sciopero fiscale. In qualsiasi Stato, chiamiamolo, che voglia bene alle proprie aziende, sarebbe la prima cosa da fare. Non puoi pretendere delle tasse se non mi fai lavorare. Come dicevamo, è giusto pagare le tasse, come è giusto lavorare. Certo, ma se tu non mi fai lavorare, come faccio a pagarti le tasse? Certo. Non è che non ho lavorato perché sono un fannullone o perché non avevo voglia di fare niente. No, Mi hai chiuso il lavoro, e quindi tu
avendomi fatto chiudere, pretenderesti anche che ti pago le tasse. Mi sembra una cosa veramente assurda. Ma non è preferibile, un altro messaggio, ma non è preferibile pranzare o cenare in ristorante che è controllato, anziché riunirsi in 20 in famiglia? Se ci arrivo io che ho la terza media, loro perché non capiscono, scrive il nostro telespettatore. Presidente Boaretto, cosa dice? E forse non tutti chi hanno la licenza di terza media. Vabbè, a parte questa battuta, effettivamente volevo cogliere anche l'occasione del Presidente Paolo Artelio qui. Effettivamente questo peso di questa pandemia, di questa grave crisi che ha colpito non solo l'Italia ma tutto il mondo, purtroppo è tutto quanto scaricato sulle spalle delle imprese private, alcune delle imprese private, soprattutto sul comparto del turismo e della sua filiera, adesso anche quello della enogastronomia, quello del divertimento, mentre questa pandemia, che non deriva dal fatto che ci sono, diciamo così, imprenditori che non hanno più voglia di lavorare, sono qui a chiedere ristori o altre cose, no. Questa pandemia dovrebbe essere sopportata anche dal punto di vista economico, non solo dalle categorie che io ho ora elencato, ma da tutti. Perché è un paradosso che dal 22 di febbraio, la sera che è stata comunicata la prima persona contagiata a volte, ad oggi buona parte, molta parte del mondo, diciamo così, del lavoro, che sia pubblico o privato, molta parte di questo pubblico non ne ha risentito nemmeno una, diciamo così, piccola parte di questo disagio. Aveva ragione Massimo Cacciari quando qualche tempo fa aveva portato l'attenzione sul fatto che prima o poi questa cosa deve toccare anche il mondo dello Stato, del parastato, ma anche del mondo, diciamo, privato, che non ha subito nessuna ricaduta negativa da questo fenomeno pandemico chiamato Covid-19. E badate bene che è proprio qui che si vede se una nazione è una nazione, con la L maiuscola. Certo. È proprio qui che si vede se siamo uniti nel combattere una situazione che è al di sopra delle nostre capacità decisionali e delle nostre forze. Chiaro. E quindi dal primo cittadino, dal Presidente della Repubblica, all'ultimo, chiamiamolo così, usciere senza togliere nulla al titolo, che tutti si dovrebbero fare carico di sopportare un po' di questa... No, chiarissimo. Intanto abbiamo il 9, lo sciopero del pubblico impiego in generale, che per carità... Sì. Niente, chiedono anche l'aumento dopo tutto il casino che c'è stato, e chiederanno anche l'aumento. Scusate, niente da dire al personale medico, però il resto un po' di buona grazia bisognerebbe averla, anche perché fanno il pontone lungo così. Vabbè, di chissà dove vanno. Allora, io devo purtroppo chiudere, magari avremo opportunità ancora di riavervi collegati, riavervi in studio, e a noi farà molto piacere perché l'argomento non chiude qui, quindi daremo ulteriori aggiornamenti e ragguagli ai nostri telespettatori. Vi auguro buon lavoro, so che siete indaffaratissimi. Grazie a Paolo Artelio, vicepresidente di FIPE Veneto, SILB, Consorzio Lago di Garda, presidente FIPE Verona. Grazie presidente Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Emanuele Boaretto, sempre presenti. Grazie e buon lavoro a voi telespettatori, grazie di aver partecipato con i vostri messaggi. Buona giornata e buona naturalmente giornata festiva per quel che riguarda domani. Grazie. Grazie. Grazie, buongiorno.